Buongiorno a tutti ragazzi, come sempre scandalo su scandalo, quindi la Chiesa viene sempre investita purtroppo, mi dispiace dirlo, non è che io ce l'abbia proprio con la Chiesa, però purtroppo le notizie volano, quindi è giusto anche dirle. In Sicilia ragazze, due suore, ci fa male l'addome, ci fa male l'addome, entrambe sono incinte, quindi doppio scandalo sia nel Ragusano che in effetti diciamo nel messinese, quindi in effetti si tratta di una suora di 34 anni e lo stesso nell'altra, quindi sono due donne ragazzi, quindi due coetanee che no, non è un film, questa è una foto che ho preso da Pixabay per il fatto del copyright. No, questa è una foto che è stata fatta da un fotografo e che la metto a disposizione, diciamo, di chi, diciamo, fa video come me e non necessita di copyright. Quindi questa foto la può usare chiunque, diciamo, senza restrizioni. Quindi no, non è un film perché sono due, diciamo, suore che sono, diciamo, incinte, accusavano forti dolori all'addome, quindi, diciamo, hanno fatto l'ecografia e sono state, diciamo, informate di essere incinte. Quindi questa notizia me l'ha mandata la nostra iscritta Marcella, quindi questo è il suo vero nome, però il nickname è un altro, quindi però non lo diciamo, quindi vi dico solo il nome, ma il nickname no. Il nome vero è Marcella, però il nickname non lo dirò ragazzi. Quindi la signora Marcella mi ha mandato questo, diciamo, link dove si appura che è accaduto in Sicilia, quindi diciamo a parte che non è l'unico caso ragazzi, quindi questo è di, diciamo, di ora, però già nel 2014 c'era già una suora incinta, ma ce ne stanno un sacco di storie così, ma quindi in effetti come sempre noi diciamo stavolta chi è stato lo Spirito Santo vogliamo dire, quindi la Chiesa sempre sta in mezzo agli scandali, quindi stavolta speriamo che non diranno che è stato lo Spirito Santo perché se no davvero toccheremo il fondo, quindi speriamo che almeno dicano chi sia stato il padre, perlomeno noi speriamo che la Chiesa è capace di fare una cosa così, quindi lo spero che non lo facciano, quindi perlomeno nell'articolo non c'era, quindi meno male. Quindi hanno detto che entrambe lasceranno gli ordini religiosi, già è un fatto buono questo, quindi non è stato il famoso Spirito Santo come si dice sempre. Quindi alla fine scandalo dopo scandalo, poi mi dite quando parlo con qualcuno che è davvero cattolico, che poi io dico che sono bigotti, ma bigotti è perché non vogliono aprire un po' la mente quando dico che la Chiesa è tutta falsa, che sta andando tutto a malora, vedete, quindi faccio articoli su articoli e sono articoli veri, non è che io li vado a pescare, diciamo, così, oggi mi sveglio e dico le suore sono così, no. Io vi posso dare il link, l'informazione, il quotidiano dove l'ha messo, vi posso dare tutto, quindi in effetti quando faccio un video lo faccio perché è vero, non perché io ce l'ho con la Chiesa o con altri, quindi partiamo da questi perché molti a volte mi attaccano sul canale per il fatto delle mie idee, diciamo, secondo loro strane, quindi uno mi chiama protestante, un altro mi chiama eretico, un altro, vabbè, non fa nulla, figurati, finché è così ci sta pure, va. Però dire che io sono protestante oppure sono eretico, solo perché dico brutte verità sulla Chiesa, non è giusto secondo me. Se la Chiesa va male mica è colpa mia. Quindi anche stavolta la Chiesa è stata colpita da uno scandalo, quindi dopo i preti con i bambini, dopo le suore incinte, poi il Vaticano compra il palazzo a Londra di lusso e voi mi venite a dire la Chiesa di Dio. Dai ragazzi, ma sinceramente, ma ci fate oppure ci siete? Io a volte mi preoccupo pure, io voglio capire la vostra religiosità, il vostro culto, tutto quello che volete, però non mi venite a raccontare le chiacchiere, perché sono chiacchiere per me. Quindi voi dite, vabbè, ma per colpa di quattro vuoi condannare a tutti? No, no, ragazzi, qua non si tratta di per colpa di quattro, qua si tratta, ciao Lupus,
Si tratta del 90% della Chiesa. Io ho sempre detto che il 10% è quello là vero della Chiesa, ma sono proprio pochi i preti, i vescovi e diciamo le suore che davvero fanno diciamo una vita sacrificata, diciamo una vita vicina a Dio. Io l'ho detto ieri nel video, nel finale di un video, che la differenza fra Padre Pio e la Madonna di Fatima è proprio esageratissima. Mentre Padre Pio, con i fondi che raccoglieva con i poveri, ha creato un ospedale per i malati, nato povero, è morto povero, portava il pane alla gente, quindi un grandissimo uomo. Quindi tutto rispetto per Padre Pio. Mentre parliamo della Madonna di Fatima, i veggenti, la famosa Miriana, che diciamo lei è quella lì più adesso che sta portando avanti queste visioni, ha aperto un hostel, l'ho detto già ieri, questo però lo ripeto per chi non lo sa. Dice un hotel, lo facciamo un hotel, ragazzi, ha aperto un hotel dove ogni stanza ci sta scritto un santo vicino. Quindi la stanza numero 1, che ne so, sarà San Giuseppe, la stanza numero 2, San Francesco d'Assisi, la stanza e così via discorrendo. Quindi in base alla forza del santo costa di più la camera, guardate un po'. Quindi posso assicurarvi che ho visto i prezzi, ragazzi, i prezzi non sono accessibili. Si parla. No, non l'ho visto, guarda, devo vedere dopo, grazie Lucas. Quindi diciamo che in base alla santità, più forte è la santità, più costa la camera. Quindi poi mi vengono a dire perché io protesto quando faccio il fatto di ciao, avvocate. Poi protesta al finale per quando faccio questi video, diciamo, sulla chiesa. Quindi non è che io protesto, io dico la verità. Cioè, prendere un amico mio è andato lì, ha preso una camera, era Sant'Antonio da Padova, mi pare, ha pagato 110 euro per una notte, ragazzi. Dai. Che poi questo hostel lo chiamano lì, è stato fatto con i soldi diciamo, delle offerte. Quindi ritorniamo sempre allo stesso motivo. Quindi i soldi che erano destinati ai poveri, questo ci è fatto all'hostel di sua proprietà. Quindi poi dite che io faccio le critiche, che io faccio questo e faccio quello, ma voi a posto mio che fareste? Ah, vabbè, è normale. L'altro ragazzo del veggente, l'altro ragazzo, sempre di là, di bosniaco, dove sono loro, se n'è andato negli Stati Uniti e ha comprato una casa da 1 milione di euro con piscina. E difatti le Iene sono andate lì a dire: ma lei come ha fatto a comprare questa casa? E nessuno, tutti quanti all'inizio parlavano in italiano, ragazzi. Guardate, le Iene sono arrivate lì e hanno fatto l'intervista in italiano. Quando hanno detto cose normali, hanno risposto tutti in italiano. Non un italiano perfetto, però si capivano. Come hanno incominciato a dire i soldi delle offerte sono state fatte le cose, si sono dimenticato l'italiano, ragazzi. Guardate caso. Io non capisco, cioè, ci rendiamo conto, ragazzi? Cioè, è quasi ridicolo, quindi quando ha parlato di cose buone, tutti quanti rispondevano, certo, in italiano un po', diciamo, diverso dal nostro. Poi, quando hanno incominciato a dire, ma quello come l'ha aperto Miriana l'hostel qui? Eh, dice, non so, io non capisco, non capire. Cioè, capisci perché era la mamma? Poi, quando invece hanno fatto domande normali all'inizio, prima di fare queste qua impertinenti, hanno risposto tutti bene, bene l'italiano. Io non capisco, sì. Poi all'inizio Lupus hanno parlato bene l'italiano. Poi, come hanno detto, ma i soldi per fare quest'hostel dove sono stati presi? Dalle offerte dei poveri? E poi lei ha cominciato a dire, io non capisco. Quindi la signora capiva troppo bene, quindi, ma finiamola, dai, ragazzi. Poi, come ho detto io, come ho detto pure io, ma secondo te la Madonna funziona come un telecomando? Cioè, Miriana dice vicino alla Madonna, domani ci vediamo qua, poi dice no, domani non venite, ci vediamo dopodomani. Cioè, che è un cellulare? Io
E poi dice, no, è pronto Dio, no, no, non venire oggi, passa, no, alle 4, no, Ambres, no, no, vieni 5, facciamo 5 e mezzo. Cioè, ma scherziamo ragazzi. Mi viene proprio, non scherziamo su queste cose che, ma non si scherza su Dio, sulla Madonna, anche se io ho detto sempre ragazzi, lo ripeto, che non va pregata, perlomeno da parte mia, poi voi potete fare che volete voi. Dico, i santi, dico, non vanno venerati, non vanno pregati, quindi l'ho sempre detta così, però dire che vieni alle 4, no, facciamo alle 4 e mezza, oh, no, non venite qua, andiamo sull'altra montagna, cioè, ma che ti pensi che è tuo fratello, tua sorella? Cioè, ma scherziamo? Allora, la gente quando arriva in quel posto, come ho spiegato a tante persone, siccome tutti quanti si fanno, quella è un'autoconvinzione, ragazzi, quando si arriva in un posto, vi faccio l'esempio mio, no? Vi faccio l'esempio mio, no? Io sono andato all'avvocatella la prima volta e mi è andata già male solo la prima volta che ci sono andato. Però io già sapendo che lì ci stava il prete che era esorcista, io già quando stavo lì, io mi sentivo a disagio perché io sapevo, quindi è un fattore che è psicologico, quindi se uno va a Fatima o a Lourdes, in effetti gioca il fattore psicologico perché tu sei convinto che lì ci sia la Madonna, quindi tu psicologicamente sei convintissimo. Quindi perché la tua ansia, la tua cosa ti fa credere quello. Quindi quando io sono andato a vedere la chiesa dell'Avvocatella che dice il padre Gennaro che fa l'esorcista, io psicologicamente io stavo in ansia perché sapevo che lì avvenivano fatti che sono inspiegabili ancora secondo me. Quindi giustamente quando tu vai a Lourdes ci sta tutto un ambiente diciamo che ti coinvolge, quindi tu credi che lì sia un posto paradisiaco, che lì sia il paradiso e quindi è tutta una suggestione che ti fai. Quindi gioca molto il fattore suggestione lì. È come se tu andassi in guerra in Vietnam, ti faccio un esempio, io dico che tu là staresti male perché tu sai cosa ci sta intorno a te e quindi ti adegueresti a quella sensazione lì. Quindi perciò io dico, mo allora lo scandalo dei preti, lo scandalo nelle suore, poi questi vanno a comprare palazzi d'oro, un palazzo di lusso a Londra e il Papa lo sapeva, però non aveva detto nulla. Poi il Papa ha aiutato in Argentina, da dove viene lui, il popolo quello là comunista, ha aiutato a prendere i voti, a far salire. Ragazzi, questi sono scandali proprio grandi. Voi a volte qualcuno mettete Giuseppe, ma perché il Papa, come si chiama? Papa Benedetto ha dato le dimissioni? Perché il Papa, Ratzinger voglio dire io, il tedesco ha dato le dimissioni perché quando ha trovato la Chiesa in questo stato non ha voluto prendersi le responsabilità perché ci stava troppo un casino dentro la Chiesa. Quindi perciò il Papa tedesco Ratzinger ha voluto andare via e è la prima volta nella storia un Papa abdica, cioè in effetti il Papa deve morire. Quindi ha fatto bene ad andare via perché ha detto qua chi lo sistema sta tutta questa situazione. Là è una situazione davvero insolita, ragazzi. Papa Ratzinger l'ha fatto per questo motivo qua. Quando quello è entrato nella chiesa e ha trovato tutto questo casino, ha detto ma a me chi me lo fa fare? Bello in napoletanamente. Dice ma io non lascio stare, vedetela voi. Cioè a quello l'hanno messo in una situazione difficile che non si poteva risanare e quindi hanno fatto un altro papa. Quindi questo è il motivo perché Papa Ratzinger ha abdicato, quindi anche se no, per la prima volta nella storia è successa questa cosa, quindi perché i guai che ci sono nella chiesa erano troppi per lui, quindi non era come si dice in napoletano, non era petto suo, cioè non ce la faceva. Quindi ci voleva uno che poteva fare questo. E non era uno come lui, in effetti lui non poteva fare questo e quindi ha preferito abdicare per malattie, per cose, anche se parliamoci bene ragazzi, quello sta meglio di noi. Non dico che gli anni ce li ha, per l'amor di Dio, però l'ha abdicato per questo motivo qua, non perché non stava davvero bene. I scandali erano troppi e lui non voleva stare in mezzo a questi casini, quindi
ha detto piangete con napoletano, piangetevela voi. Quindi non è che poi dite Giuseppe, ma tu ce l'hai sempre con la Chiesa, sei protestante, sei eretico, sei ebreo, sei... E allora ragazzi io premetto una cosa, no? Qua uno dice testimone di Geova, uno dice ebreo, uno dice ortodosso, nato protestante. Sì, sì, Marcus, però voglio dire io, ragazzi, Dio non ha una religione esatta, come vi devo dire? Dio e Gesù, non è che sono cattolici, non è che sono protestanti, non è... Sono Dio e sono Gesù e sono lo Spirito Santo, non è che ci puoi dire questo è cattolico, quello è cristiano, quello è ortodosso, quello... perché alla fine, ragazzi, crediamo tutti quanti alla stessa cosa. Quindi i testimoni di Geova dicono che Geova si chiama Dio, però per loro è Dio. Gli ebrei non credono in queste cose, però credono in Dio e Gesù forse no. E così dice, però tutti quanti crediamo poi alla fine alla stessa cosa. Quindi non possiamo dire tu sei cattolico, quello è evangelico, quello... Cioè ragazzi, non credo che in effetti poi faremo la domanda sempre quale religione è quella esatta? Giustamente noi diremo no, se i cattolici è quella la giusta, i testimoni diranno la stessa cosa, come gli ebrei la stessa cosa, gli ortodossi e via dicendo. Quindi ognuno di noi, sì, sì, ognuno di noi direbbe la stessa cosa, quindi no, è la mia, l'esatto, no, è la tua. Quindi stiamo là, ragazzi. Quindi io credo che secondo me non è che Dio gli può dare una religione, dice no, Dio è cattolico, oppure no, Dio è evangelico, oppure Dio è ebreo, no. Secondo me Dio non è nessuno di tutto ciò, Dio è Dio e basta, quindi non è che qui andiamo per... Sì, questo Papa è più musulmano che cattolico, ti do ragione Marcus, per l'amor di Dio, anche se, come sempre, spieghiamo che i musulmani hanno una visione proprio diversa da quello che ho detto io mo', quindi i musulmani non fanno parte della nostra religione, perlomeno loro credono proprio in un'altra cosa, quindi come pure i buddisti, loro credono in un'altra cosa, quindi io questi qua non li posso menzionare. Io ho detto cristiani, ebrei, ortodossi, testimoni di Geova perché tutte queste cose che ho detto io si riferiscono all'unico Dio che ci sta. Purtroppo il buddismo e l'Islam e i musulmani è un'altra cosa proprio, loro credono proprio in un altro credo, quindi non posso menzionarli qui perché non rientra in questa categoria nostra in effetti, quindi loro credono tutt'altra cosa, quindi loro credono, sa chi crede a Maometto, chi crede a Buddha, quindi è un altro tipo proprio di religione, quindi è un'altra storia, però sì, sì, però ognuno poi io dico testimoni di Geova, cristiani, evangelici, ortodossi, protestanti, e alla fine tutti e cinque questi qua che io ho nominato, crediamo tutti e cinque alla stessa cosa, quindi in modo diverso, però crediamo tutti quanti a Dio, a Gesù e allo Spirito Santo, quindi in effetti non è che bravo, basta comportarsi bene in questa vita, aiutare il prossimo, quindi cercare di essere migliori di quello che si è, migliorarsi sempre nella vita. Io penso che Dio questo vuole, non è che Dio dice tu sei cattolico, quello è protestante, quello che no. Allora basta comportarsi bene, aiutare il prossimo se si può, pure fare una piccola cosa vale tanto, quindi penso che a finale non ci sia bisogno di essere cattolico, protestante oppure una cosa, quindi al di là di questo basta comportarsi e seguire più o meno le scritture, cosa diceva Dio, quindi seguire i Vangeli, quindi diciamo che questo è il concetto finale. Quindi non è che io devo dire allora tutti quanti diciamo Dio è cattolico oppure Dio è ebreo oppure ortodosso oppure no. Ragazzi, Dio è Dio e basta, non è che Dio c'è una religione, quindi non vogliamo dire cristiano, è cattolico, è ortodosso, è protestante, cioè tutte queste religioni che poi alla fine se vai a vedere, se li incroci tra loro, sono tutti quanti alla fine la stessa cosa, quindi a differenza, ripeto, dell'Islam, musulmani che credono in un'altra cosa, come i buddisti credono nella reincarnazione, ma qui è proprio un'altra cosa, quindi non cito queste qua perché sono altre cose proprio, quindi stiamo in un altro livello proprio, quindi loro non credono in Dio, loro credono che in un essere universale, quindi pure loro volendo credono in Dio, si può dire,
però credono che l'anima prima di giungere a Dio deve essere purificata più volte, diciamo, nel corso della vita. Quando l'anima sarà pulita potrà accedere a Dio. Quindi anche il buddismo, in effetti, se riflettete, ha come creatore il Dio, quindi lo vede in modo diverso, però alla fine crede lo stesso in un creatore, diciamo così, solo che loro credono che bisogna pulire l'anima più volte nel corso, diciamo. Sì, sì, Marcus, questa, la religione islamica è proprio un'altra cosa, quindi non la posso paragonare a nessuna di quelle che ho paragonato. Quindi il buddismo lo posso pure paragonare in un certo modo perché loro credono che si possa arrivare a Dio solo attraverso la purificazione dell'anima che avverrebbe in vite, reincarnazioni, reincarnazioni finché l'anima non arriva a uno stato di purezza. Quindi questa qua si può mettere pure in mezzo al cristianesimo, diciamo agli ortodossi, perché crede nel creatore, solo che non crede, diciamo, in tante altre cose, però crede in Dio. Però ha questa sua visione, diciamo, delle vite che si susseguono e che devono arrivare a Dio belle pulite. Quindi al finale pure credono a Dio. Quindi questo è quello il concetto finale che voglio dire, che al finale tutte queste religioni, a parte l'Islam e diciamo questo qua, tutti quanti noi crediamo nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo, quindi al finale tutti quanti, poi c'è chi non crede ai santi, chi crede che bisogna pregare ai santi, però al finale le tre cose più importanti, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, lo menzionano tutte le religioni, queste qua che vi ho detto io, quindi non è che bisogna dire che Dio è cattolico oppure protestante, ortodosso oppure evangelico, quindi o testimone di Geova, quindi i testimoni di Geova sono convinti che si chiama Geova, quindi però ognuno di noi in effetti nella propria religione ha degli sbagli, in effetti lì ci sta uno sbaglio, qua ci sta uno sbaglio, lì ci sta uno sbaglio, quindi non tutte le religioni, ragazzi, compresa la nostra, sono perfette, ognuno ha i suoi sbagli dentro, quindi non per colpa di Dio, ragazzi, ma per colpa dell'uomo, quindi partiamo da questo, quindi i testimoni di Geova, il fondatore ha fatto credere a tutti che Dio si chiamava Geova e quindi ha fatto questa tipo di religione che poi al finale non è neanche una religione, la chiamano addirittura una setta, quindi non la chiamano neanche una religione volendo. Però il creatore, non do la colpa ai testimoni di Geova di adesso, no, io do la colpa al creatore che ha fatto questo inizio, che si è convinto che aggiungendo le vocali è uscito Geova. Come ben sapete ragazzi, Dio disse che alla Bibbia non bisogna né aggiungere né togliere nulla, se no sarà tolto dall'albero della vita. Se vi ricordate questo perlomeno non potete dire che l'ha detto Giuseppe Melchiorre, quindi questo è per i cattolici, quelli là proprio bigotti bigotti. Quindi questo non l'ho detto io, l'ha scritto perlomeno Dio. Quindi diciamo che non mi puoi mettere le vocali sulle, perché il nome di Dio è impronunciabile, quindi sono tutte, sono quattro consonanti e i testimoni, anzi no i testimoni, no se non sbaglio poi, il creatore di questa setta, di questa religione come le ha messo le vocali vicino a queste consonanti e che cosa è uscito fuori? Geova. E quindi ha detto che nel nome di Dio è Geova. No, ma scusa, se Dio ha detto di non mettere e non togliere nulla di ciò che io ho scritto in queste sacre scritture, tu perché ci vuoi mettere il vocale? Ve l'ho detto in napoletanamente, perché vuoi mettere una cosa lì se Dio ti ha detto che tu non devi né aggiungere e né togliere? Cioè deve stare così come sta. Lo devi leggere così. Tu invece che fai? Dico allora ravvicino la Y, gli metto là, ci metto là e Yahweh. Facciamo la traduzione in italiano Geova. Non è normale, ragazzi, dai. Però la colpa io non la do giustamente a questi qua di oggi che sono testimoni. Io la colpa la do a quello lì che ha fatto l'inizio, diciamo, quello che ha dato inizio a questo ordine religioso, se lo vogliamo chiamare così. Poi un'altra cosa, loro ad esempio hanno ragione sul fatto del battesimo, in effetti noi sbagliamo in effetti del battesimo perché si deve battezzare quando uno crede, invece noi battezziamo i bambini a 5 mesi e qua
Sì, allora vabbè, ma gli scandali ci sono sempre comunque, però il problema ragazzi è che la Chiesa è proprio piena di scandali, quindi quello dico io, non so dove arriveremo, però poi a volte quando qualcuno mi critica deve sapere pure, al finale io dico la verità, non è che me le invento le cose, cioè non è che io stamattina esco e faccio il video, la Chiesa ha comprato un palazzo di lusso a Londra, non è che io ragazzi ho detto una bugia, ho detto l'ho letto minimo 5-6 articoli sui giornali, su internet e poi ho fatto il video. E io dico, vedete ragazzi, ancora la Chiesa Vaticana ancora sbaglia, quindi ho fatto un mio commento su quello che sta succedendo. Quindi diciamo che ho tratto delle cose che secondo me continuano sempre a sbagliare. Non ho detto nulla di male, ragazzi, ho detto la mia opinione, diciamo la mia opinione personale, come devo dire. Cioè apro il giornale e leggo la Chiesa Vaticana sotto scandalo, comprato un palazzo di lusso a Londra, con le, diciamo, con le offerte dei poveri, con le elemosine. Voi che cosa, se fareste i video su YouTube, che direste? Bene, ha fatto bene? È normale che dico io scandalo nella chiesa, ancora scandalo. Adesso stavolta comprano un palazzo con i soldi delle offerte. Quindi il titolo è più che esatto, non è che posso dire un'altra cosa. O potrei dire ha fatto bene. No ragazzi, non può. Adesso questo scandalo delle suore, che devo dire? Hanno fatto bene? Oh no, non posso parlare ragazzi, che devo dire? Quindi io quello che mi attaccano voglio dire io, ma vedete bene, aprite gli occhi, io non è che vi voglio cambiare a voi, no, perché la vostra, io non voglio cambiare a nessuno, però perlomeno aprite un po' gli occhi e guardatevi intorno, voglio dire io, e vedete, voi parlate della Chiesa di Dio, della Chiesa di Dio, ragazzi, questa non è la Chiesa di Dio, io non so quante volte l'avrò detto, cioè quello che stiamo vivendo oggi, ragazzi, non è più la Chiesa che credete voi. Vi ho fatto l'esempio di Padre Pio che io ho detto che io non, io ho detto che i santi non li prego, però ho detto Padre Pio fa eccezione perché, ma non perché lo prego, perché non lo prego lo stesso, però è stato un uomo di Dio. Quindi ha fatto cose che gli altri non hanno fatto, è nato povero, è morto povero, ha aiutato diciamo a tutti, ha costruito ospedali, cioè lui non ha tenuto un centesimo di quei soldi, ragazzi, è morto povero, è nato povero, è morto povero. Quindi tanto di rispetto per Padre Pio come uomo e tutto. Però se mi parlate di Miriana e dei veggenti di Meggiugori, no, e lì non ci siamo ragazzi. No, poi mi sentite e dite no. Vedete che a Meggiugori ci sta un business che fa paura. Uno si è comprato la piscina da 1 milione di euro. Questo ha aperto l'ostello che ha fatto le stanze dei santi, poi in base alla sanità costa di più. Ragazzi, ma facciamo vero oppure stiamo scherzando? Ve l'ho detto in napoletanamente, cioè vi rendete conto, poi dite che io critico, che cosa? Questa sta lì che incassa 110 euro a stanza minimo, in tasca nelle tasche. Quello si va a comprare negli Stati Uniti una villa da 1 milione di euro con piscina. Un altro ha aperto un ristorante con i soldi di chi? Erano tutti e tre. Erano poverissimi. Non avevano neanche i soldi per mangiare. Adesso il meglio di loro è ricchissimo. Questi non potevano mangiare, ragazzi. Io fortunatamente ho capito che però questi si sono mangiati tutti e tutti. Ma guarda Lupus, perciò dico io, la gente invece quando sente a me dire queste cose, dice tu sei miscredente, sei eretico, sei protestante. Cioè, ma perché io sto dicendo la verità, ragazzi? Allora spiegatemi voi come questa ha aperto l'hostel, una che non ha 1 euro, uno che non poteva mangiare, adesso ha una casa di 1 milione di euro negli Stati Uniti. Allora datemi una spiegazione logica e io vi rispondo. Però mi dovete dare una spiegazione di come uno che non poteva mangiare, adesso uno c'ha una villa di 1 milione di euro, un altro ha aperto un ristorante, un altro ha aperto un hotel che costa non so quanto quanti soldi ci sono voluti per costruirlo.
Ditemi voi questi soldi dove li hanno presi. Per piacere, se me lo potete scrivere nei commenti, perlomeno mi date una spiegazione a me. Visto e considerato che mi volete criticare, fatelo pure, però ditemi i soldi dove li hanno presi. E i soldi che stanno guadagnando dove vanno. Quindi ditemi per piacere nei commenti se proprio volete essere cattolici, 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 datemi una spiegazione a me. Sì, sì, anche adesso San Giovanni Rotondo è tutto business, sì, però quando stava Padre Pio in effetti ha fatto quello che era giusto, in effetti ha fatto l'ospedale, aiutava i poveri, ha fatto davvero ottime cose, quindi su Padre Pio, perlomeno quando era vivo, ragazzi, non si può dire nulla, che poi dopo è diventato business, questo è un altro discorso, quindi, però parlando di Meggiugori, ragazzi, quando io sento Meggiugori io vado in tilt, è più forte di me, che devo fare? E non mi possono venire a dire Miriana, Miriana, no, no. Sì, Giovanna, ma ti dico una cosa, ultimamente uscì un articolo su un giornale che adesso Miriana aveva detto che forse la Madonna non appariva più perché era terminata l'opera. È normale, dopo aver incassato tanti miliardi, adesso può pure finire. Capi che voglio fare? Adesso vogliono dire che la Madonna ha detto di non apparirà più e quindi che ha fatto il suo corso e adesso finirà. Quindi adesso si sono intascati tutti i miliardi, adesso possono pure chiudere la bottega, come dico io, qui a Salerno. Quindi hanno sfruttato tutta la situazione, ciao Vincent. E adesso dici chi si è visto, arrivederci e grazie. E quindi adesso le visioni fra poco incominceranno, vi farò vedere più in là. Oggi l'ho detto oggi che sono i morti, quindi oggi 2 novembre, ragazzi. L'ho detto mo fra, non vi dico io, fra 6-7 mesi Miriana non avrà più visioni perché la Madonna ha finito il suo percorso. State a vedere. Poi quando sarà vi ricorderete di questo video che ho fatto e andremo a trovare questo video. Quindi, perché già l'ha detto Miriana che la Madonna non verrà più perché il tempo sta per finire. Ciao Maria, ciao. Quindi vedremo poi come andrà a finire, ma sono convinto che... Ciao Enzo. Devo vedere Lupus, non lo so questo Peter, la verità è il padre Peter, questo no, non l'ho letto questo, però ho letto che Miriana aveva detto che la Madonna non appariva più perché è terminato, diciamo, il suo compito, quindi in effetti in tascate, ciao frase, tutti i soldi adesso può pure smettere di fare business, quindi è intascato molto. Guarda, Graziano, al finale Gesù e tutti gli apostoli, come si sa, gli apostoli erano sposati, avevano figli, la Chiesa ha fatto questa legge che i preti non si possono sposare, le suore non si possono sposare, come ho sempre detto nei miei video, diciamo che è stata la Chiesa che ha imposto questo comandamento, chiamiamolo così, va? Quindi non è stato Gesù oppure Dio a dire no, anche perché gli apostoli, ragazzi, erano sposati, erano ammogliati. Quindi non è che poi giustamente nel corso degli anni i papi, diciamo, e tutti quanti hanno messo delle regole loro. 3 giorni prima. Poi vabbè, poi vedremo Lupus quando sarà. Bah. Sinceramente, io avevo letto diciamo, un rapporto che aveva fatto un vescovo e stava scritto che a Medjugorje non è mai apparso nulla. Quindi questo era un vescovo, anzi un arcivescovo, mi pare, di Mostar, l'arcivescovo Mostar, che era stato inviato a Medjugorje per ordine di Papa Francesco a controllare se ci stava qualche cosa di vero. In effetti, quando Mostar è ritornato per riferire a Santo Padre che cosa ha visto là, sapete cosa ha detto il vescovo Mostar?
che è tutto falso, che è solo su business, e questo è stato l'appello, diciamo, la conclusione finale del vescovo Mostard. Ha detto che i conti bancari di tutte e tre i veggenti erano altissimi, chi aveva costruito case, chi aveva comprato ristoranti, chi aveva comprato stelle, e quest'altro aveva comprato addirittura una piscina e una casa di $1 milione negli Stati Uniti. Questo è il rapporto che è stato fatto a padre Francesco, cioè al Papa, diciamo, da Mostar, un vescovo. Quindi questo è stato quello che è stato detto da Mostar. Ma siccome al Papa non conveniva dire è vero o non è vero, ha detto vabbè, i pellegrinaggi fatele pure, però adesso non dirò se pure è vero oppure no. Quindi diciamo che lui ha dato l'ok ai pellegrinaggi, però non ha detto se è vero oppure no. Quindi diciamo si è mantenuto, sai, non posso dire perché dopo finisce il business. Quindi ha detto vabbè, andate ai pellegrinaggi, però mi ritengo ancora di poter valutare. Sì, Lupus, là facevano l'appuntamento, ci vediamo alle 5, noi facciamo alle 5 e mezza, dai, questo è ridicolo proprio, questo è pazzesco. Cioè la Madonna, tu gli dai l'appuntamento, ma scherziamo ragazzi, ma per favore, dai. È come se io potrei parlare con Dio e dico, "No, Dio, no, era il 4, no, è Ambresi, vieni il 5. Fatti, no, venimi il 5 e mezza, e vabbè, Sì, sì, oh, frasi, è sempre scandalo su scandalo, non ci stanno santi, dove poi dicono che io parlo, io dico la verità, quello, come si dice, la verità, secondo me fa male a tutti, è sempre quello il problema. Sì, certamente, ogni volta che qua cambia il clima, i cambiamenti climatici, qualcuno vuole dire che sta arrivando la fine del mondo, ogni volta. Io non dico che non possa essere, però non possiamo dare ogni volta che succede qualche cosa, sta arrivando la famosa fine del mondo, la fine dei tempi, ogni volta che succede qualche cosa diamo la colpa alla fine del mondo. Quindi è bello dire quando succede qualche cosa di terremoto punto 7, 8, diciamo, no, questo è Dio che ci sta ponendo. No, ragazzi, per favore, ogni volta cerchiamo di dare la soluzione o la colpa a Dio o all'Apocalisse. Sì, sì, lo so, conosco pure io, Mega Click, sì, l'ho visto quel video, sì. Quindi, ragazzi, secondo me aprite gli occhi quello che vi dico io, quindi non pensate a quello che dice la Chiesa perché sono uomini come noi, quindi andate per come vi porta il cuore, per quello che vedete, per quello che sentite, quindi non credete a ciò che vi viene detto. Sì, sì, ma allora il fatto dell'era glaciale, il fatto del riscaldamento globale, ragazzi, è sempre un ciclo, è un ciclo continuo, quindi gli avvenimenti climatici ci sono sempre stati. Non è che la fine del mondo oppure l'apocalisse, no. I terremoti, le scosse, i cambiamenti climatici ci sono sempre stati da quando il mondo è stato fatto. Quindi non mi date la colpa sempre a Dio o all'apocalisse, perché questo qui sono eventi naturali, pure terremoti, vulcani e tutto il resto ci sono sempre stati. Quindi se stamattina eruttano tre vulcani, Gesù Dio ci sta punendo. No, tre vulcani sono eruttati e basta. Dopo non è che possiamo ogni cosa che succede è stata Dio ci ha castigato, Dio ci ha puniti. No ragazzi, brava, se ci stava davvero l'ira di Dio già ci aveva fulminato a tutti, secondo me, come dice Lupus. Per quello che sta vedendo qua ci fulminava direttamente, arte che Apocalisse. Vabbè ragazzi, vi auguro buon appetito. Bravo Lupus. E ci sentiamo più tardi, dai. Buon appetito a tutti, oppure chi ha mangiato buon riposo. Ci sentiamo più tardi. Ciao a tutti ragazzi.